Oggi ci troviamo al Politi per proporre un argomento ai ragazzi che riteniamo di interesse attuale, che è il cyberbullismo, sul quale relazionerà il professore universitario Francesco Pira, docente in comunicazione e giornalismo all'Università di Messina. L'argomento che oggi proponiamo rientra fra i parametri previsti dal nostro statuto, cioè quello di portare il messaggio dei Cavalieri della Repubblica, i valori che ci hanno consentito di ottenere questo riconoscimento dalla più alta magistratura dello Stato, dalla Presidenza della Repubblica, e sono valori etici e morali che vogliamo trasmettere ai ragazzi in un particolare momento durante il quale la nostra società, oltre che avere una graduale perdita di questi valori, praticamente non valorizza anche il senso del dovere, per cui con questo tipo di interventi che portiamo nelle scuole, portiamo nel sociale e intendiamo sensibilizzare l'opinione pubblica, intendiamo sensibilizzare i ragazzi a questo senso del dovere nei confronti della nostra patria. L'Italia sta attraversando un momento molto particolare, ogni giorno nelle scuole si registrano dei casi che sono veramente gravi e soprattutto che non toccano soltanto il tema del bullismo, del cyberbullismo, ma addirittura ad uno scontro apertissimo tra genitori e docenti. È un momento in cui bisogna ripensare completamente tutto il processo educativo e soprattutto bisogna pensare che al centro di questo processo c'è l'educazione dei nostri figli e soprattutto c'è il futuro del nostro Paese. Per cui anche oggi proveremo a testimoniare un impegno forte per dire no ad un fenomeno che sta diventando un vero nemico degli adolescenti, e lo faremo in una scuola che ci ospita con dei ragazzi a cui speriamo di dire delle cose che possano poi rimanere impresse e che in qualche modo possano diventare anche patrimonio culturale rispetto ad una crescita che noi vorremmo la migliore possibile.